Il nostro progetto consisteva nel unire due aspetti che sono la green energy e il fitness. Quindi la nostra idea era quella di portare un po' di consapevolezza energetica, quindi sui consumi e sugli sprechi, all'interno delle classi di spinning, quindi dove corri nei tapis roulant attraverso un maestro e con gli altri compagni. La nostra idea, oltre a quella di portare consapevolezza sugli sprechi, è anche quella di creare una sorta di gioco e una certa interazione all'interno della sala di allenamento, e quindi le nostre lezioni di spinning prevedono un'interazione tra gli utenti, quindi aiutare a raggiungere determinati obiettivi all'interno di una classe. Qual è stata per voi l'importanza di questa esperienza? Beh, sicuramente è stata per entrambi, penso, la prima esperienza in un incubatore di startup o comunque una simulazione, perché questa è una simulazione. È stato importante come esperienza, direi anche tutto il corso, cioè quello che ci ha portato ad essere qua oggi, quindi le varie iterazioni, durante le varie lezioni sono stati dati dei feedback e in base soprattutto a quelli negativi abbiamo cercato di sviluppare il progetto in modo da risolvere i problemi e andare avanti con una base solida.